Buongiorno Leandro Maggi, lo vedo in diretta. Niente, siamo a Portoviro per l'inaugurazione di questa città di Natale con tanto di Babbo Natale per le foto di rito ed è decisamente un colpo d'occhio formidabile. Non so se riusciamo con le nostre immagini a farvi capire quanto è importante, quanto è imponente questa Piazza Repubblica nella località contarina. Facciamo un po' una carrellata, vi facciamo vedere, salutiamo tra gli organizzatori. Ciao, buona giornata, ciao, buongiorno. Allora possiamo veramente contare qualche migliaio di persone in questa che è una delle piazze più grandi in assoluto del Veneto, ex Piazza d'Armi, Piazza Repubblica Portoviro. E che dire, non so, come ripeto, se riusciamo a descrivere con le immagini quante cose hanno fatto. Allora, tanto per parlare un po' di numeri, ci sono 28 casette con hobbisti, commercianti, la possibilità di acquistare, guardiamo un pochino in generale cosa stanno proponendo e guardando. Ci sono i gazebo con gli hobbisti, 14 gazebo, birrifici artigianali, associazioni tipo Avis che hanno la loro casetta, poi questo villaggio di Natale con Bambi, con gli elfi, per la gioia dei bambini. Decisamente hanno fatto una cosa straordinaria, degna probabilmente, come ha detto anche l'assessore Tessarin, alle attività produttive, degna di una città molto più grande, tipo Verona e Padova, quindi portando, visto che l'assessore abita tra l'altro a Verona, portando le esperienze di città così grandi, hanno fatto una cosa che sicuramente lascia a bocca aperta tutti noi, e io per primo, che sono affascinato come un bimbo. Gioia dei bambini, ma non solo. Tra l'altro hanno fatto una straordinaria pista di pattinaggio con, vediamo se riusciamo prima dell'inaugurazione, perché fra poco ci sarà il taglio. Buongiorno, fra poco ci sarà il taglio del nastro. Ecco l'assessore Lupi, buongiorno, la grandissima giornalista, ciao Barbara, e buongiorno anche a Martarello, ciao. Guarda, facciamo vedere Babbo Natale. Veramente, io sono a bocca aperta. Buongiorno all'assessore Tessarin, ciao, consigliere Tessarin, foto di rito. Adesso vediamo se riusciamo ad arrivare fino alla pista di pattinaggio, che come ripeto è imponente davanti al municipio. Ecco, qua vedete i gazebo, villaggio di Natale che sarà aperto sicuramente fino al weekend dopo Epifania, ma ci diceva appunto l'assessore alle attività produttive Tessarin, sarà anche probabilmente prolungato per fine gennaio. Ecco qua la pista che è fatta ad L, quindi non lasciatevi ingannare, non è solo questa qui piccola, ma si apre qua, come ripeto, a L anche in tutto la parte destra. Buongiorno, ciao, 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 ma ciao. Ecco, gioia dei bimbi ma anche dei grandi. Grandi, assolutamente sì. Ma quanto siete orgogliosi voi di Portoviro? Tantissimo, veramente. Grandi. E questa è la pista di pattinaggio. Ciao! Vediamo se riusciamo a beccare il sindaco al volo, se ci lascia una battuta. Signori, buongiorno. Allora, il sindaco, eccolo là, l'abbiamo beccato, adesso cerchiamo di intrufolarci. Buongiorno. L'assessore
Cappato, buongiorno, ciao signori, il senatore Amidei e il sindaco in diretta, solo Vigo in diretta. Buonasera, buonasera. Con Pecore, vediamo. Allora, che siano di buon auspicio con la signora Gibin, che è la protettrice di questi animali. Sindaco, l'abbiamo chiesto anche prima, ma caspita, qua ci state veramente sbalordendo con effetti speciali. Quanto bravi siete? Allora, questo lo diranno poi i cittadini. Noi di sicuro ci abbiamo messo l'impegno e questo è il risultato di un ottimo lavoro di squadra e spero insomma che a Porto Viro si respiri finalmente il calore e la magia del Natale e che quindi le famiglie non siano costrette ad andare a cercare fuori altrove intrattenimento o svago e che siamo in qualche modo anche attrattivi rispetto a chi non abita a Porto Viro. Quindi sicuramente il lavoro di squadra ha pagato, oggi vediamo una piazza piena, una piazza partecipe e ringrazio per questo anche i commercianti che hanno contribuito, come dicevo prima, ma anche tutti gli hobbisti, abbiamo una quarantina di hobbisti che sono qui, che sfidano il freddo per darci un po' di serenità, un po' di svago. Sai che prima ci ha chiamato il sindaco di New York che è invidioso? Allora, no, qui lancio una frecciatina, quello di New York no, no. Ma quelli dei comuni limitrofi sì, ciao ragazzi. No, sapete di chi sto parlando? Non dica così. Senatore, allora, lei era a Roma ieri, però qua non sfiguriamo, sbaglio. Assolutamente no, c'è un clima magico, come diceva il sindaco, abbiamo anche questo bel esempio di natura rappresentato da queste due pelle pecore che hanno anche i colori italiani, guarda. Guarda che faccio vedere i pelle pecore. Verde, sono anche i colori dell'Italia. Vabbè, però devo dire che queste iniziative sono fondamentali per raccogliere proprio come in una piazza tante persone che vogliono stare insieme in un clima magico come il clima del Natale e devo dire mai come oggi si è ricreato questo bel vedere tanti commercianti così anche spontaneamente hanno voluto portare tanti oggetti natalizi e soprattutto la voglia di vivere il Natale. Prima c'è stata anche... Sto ricevendo un'altra telefonata dal sindaco di Roma. Amidei non si sbilancia, c'è scritto. Meglio qua, vieni qua, lascia stare, vieni qua. Ecco la signora Gibin che è la protettrice di queste pecore. Sai che me ne ricordo molto più piccole, sono cresciute? Diciamo che sì, sono cresciute tantissimo e insomma sì, crescono bene, abbiamo passato un momento critico e insomma adesso stanno bene. Vabbè, sindaco, quando è che tagliamo il nastro? Lo tagliamo tra pochissimo, 10 minuti, ci sarà appunto il taglio del nastro che inaugurerà poi questa stagione natalizia perché avremo anche altri eventi con altri intrattenimenti. Perfetto, io vi ringrazio. Grazie. Ciao signori. Signora, buongiorno signora. Buongiorno. Intervista anche a qualcuno. Seguo sempre ma... Beh, ci segue sempre, questo ci fa piacere. Ma la domanda è questa: quanto siete orgogliosi voi di Porto Viro? Tanto. Veramente. Abbiamo dovuto cambiare sindaco dopo tanti anni. Veramente tanto. Si è verificata la verità. Vabbè. Siamo contenti. Speriamo che in futuro sia sempre meglio. Beh, già qua, con questo colpo d'occhio qua, ci state sbalordendo con effetti speciali. Buon lavoro, ciao. Ciao. Qua abbiamo il nostro amico Sheriff di Delta Radio, ciao Sheriff. Tra poco in diretta radio, da Piazza Repubblica Porto Viro. Ecco, volevo sottolineare anche l'impegno della voce di Rovigo, di Rovigo in diretta, di Delta Radio, quindi di tutta il gruppo Polesine 24 e quindi grazie Sheriff. A voi. Allora facciamo un altro giro, intanto che aspettiamo il taglio del nastro, ha detto il sindaco fra pochissimi minuti. Avanti, no, veramente. Buongiorno, ciao. Fatto da voi? Brave! Risponde la gente? Insomma, un po' rilento, però dai. Diamo il tempo. Sì. Ciao. Ciao! Ciao Giulino! Ciao! Uso privato di mezzo pubblico, gli amici dell'AIL. Ecco, siamo in mezzo alla gente, veramente come vedete ci sono migliaia di persone. Dov'è che ho visto?
Ho visto un altro personaggio di Portoviro, la Rina. Buongiorno Rina. Buonasera. Come stai? Bene, bene, dai. Allora, chi è Rina? Per chi non lo conoscesse, è la mamma di tutti i pelosi, in particolar modo dei gatti. Sì, perché mi occupo di più dei gatti perché bene o male ci sono i canili e i cani hanno sempre un po' più una Tu dici marcia molto in più. meglio occuparsi dei gatti che degli umani? No, sì, per carità, con gli umani litigo sempre, però con i gatti vado sempre d'accordo. Piacere. Facciamo vedere. Spero che facciamo vedere il tuo. Anche i miei gattini là, vedi? Spero che guardiamo. Da questa parte e anche dall'altra parte. Grande Rina. E sono una parte di gatti. Ciao Rina, grazie. Ciao, ciao. Grazie a te. Buongiorno a tutti voi. Allora, noi stiamo cercando di descrivervi questa giornata. Buongiorno ai senatori. Io mi vedi che me non mi vota a reclamare. Ciao. Buongiorno, ciao. Allora io chiedo alla regia se magari interrompiamo momentaneamente questa diretta e poi faremo la diretta sul taglio del nastro da Portoviro, da Leandro Maggi, da Rovigo in diretta. È stato, io spero che siamo riusciti a descrivere quante cose hanno fatto in questo villaggio di Natale, in questa piazza Repubblica di Portoviro. Poi ci sarà l'esibizione anche dei musicista che tra l'altro fuma la pipa, quindi ci salutiamo. Quindi è unico. Ciao, grazie a voi. Chiediamo un po' di informazioni se il taglio del nastro. Chiediamo a Matteo se il taglio del nastro è prossimo. Non è prossimo e quindi noi interrompiamo la diretta, riprenderemo probabilmente fra 10 minuti quando ci sarà appunto il taglio e ufficialmente si aprirà questa straordinaria piazza di Natale, villaggio di Natale. E da questa immagine di Leandro Maggi è tutto. Ciao a tutti, buona giornata!